bastardi, fanculo. Travi distrutte dal fuoco, un mucchio di cenere è tutto ciò che resta del drago di Lavarone. La ferita è ancora molto grande, fa male. Che ormai era nata un'amicizia, diciamo, con il drago. C'è una cattiveria in noi umani che è innata e esce ciclicamente. Nei paesetti piccoli li arriviamo subito, perché in ogni paese ci sono personaggi strambi. La possibilità che fosse stata bruciata da un ciclone di Lavarone era una cosa che non volevo accettare. Quell'ora lì ero in giro col cane, perciò non ho visto niente. E l'invidia giunge delle frazioni più bassi. Sì. Siamo nati montanari e si sa come si soffre a lavorare. Può diventare un'ossessione, diventa un'ossessione. Per forza. Se avessi saputo che c'era il drago non avrei comprato quella casa, avrei cambiato posto. È come dire se la ride, perché la natura è sempre quella che ha l'ultima parola.